Per i ritardi dell'ente poste, i regali di Natale di questa signora arriveranno forse entro Carnevale. La denuncia arriva direttamente dall'interessata, Lidia Livieri, ravennate trasferitesi da un po' nel Veneto. Ha chiamato la nostra emittente per segnalare come il racconto da lei pubblicato e venduto online, ordinato da prima di Natale dalle amiche di un po' tutta Italia, debba ancora essere recapitato a causa dei disguidi postali, dice. È un mese da Ravenna a Venezia, perché l'editore è a Venezia, la casa editrice è proprio nella città di Venezia. Non capisco come mai ci vuole quasi un mese perché un libro arrivi. Questo è veramente assurdo. Gli ordini fatti online da prima di dicembre sarebbero ancora in attesa di essere spediti. Ci sono diverse persone, adesso io non ho fatto un'indagine, però mi è stato detto chi abita vicino a Bassano, chi abita dopo Padova e Vicenza, a Ravenna, che ho delle amiche del cuore da 30 anni che aspettano il libro. Circa dal 19-20 di dicembre l'hanno ordinato. Sembrerebbe che gli ordini in questione siano bloccati nel limbo dei centri di smistamento delle poste, più noti come CMP. Sono scocciata perché facciamo la figura delle persone che non sono... Non è giusto, insomma, con tutti i servizi che danno le poste dovrebbero essere un po' più efficienti nelle spedizioni. Ecco, io faccio questa protesta per quanto riguarda le spedizioni del mio libro, punto.